Si cerca una monovolume scura che in sorpasso azzardato avrebbe fatto perdere il controllo a uno dei due motociclisti che si sono scontrati lunedì pomeriggio sulla statale di Alemagna lungo Lago di Santa Croce. Un morto e un ferito in prognosi riservata è il bilancio del terribile incidente. La vittima è Gian Domenico Micheli, 73 anni, di Vittorio Veneto. Viaggiava verso sud su uno scooterone. Dall'opposto senso di marcia saliva un 27enne, anche lui di Vittorio Veneto, sulla Kawasaki. Terribile il frontale. Frontale tra moto, macchina o fra auto. Questo testimonia che anche chi magari non ha responsabilità, chi viaggia, deve sempre mantenere grande prudenza, perché deve stare sempre attento non soltanto al comportamento proprio ma anche degli altri. La dinamica è al vaglio della Postrada di Belluno. La ricostruzione del fatto è complessa. C'è un testimone. L'incidente, per la dinamica come è andata, è sicuramente complesso. Noi abbiamo un testimone che era un amico del motociclista che poi è rimasto gravemente ferito, però appunto è tutto oggetto di vaglio, di approfondimento da parte nostra. Ancora una volta sotto accusa la velocità. Senz'altro la velocità, e anzi richiamiamo l'attenzione di tutti i centauri, tutti i motociclisti a guidare prudenti, a rispettare i limiti, proprio perché la prima causa di questo incidente qui è senz'altro stata la forte velocità che ha determinato poi la perdita del controllo della moto. Quindi prudenza, prudenza, prudenza. Il testimone del terribile incidente, che seguiva in moto l'amico, ora in rianimazione, sotto shock, ha abbandonato le due ruote scegliendo un'auto per il rientro.